Allora, tanto ribadisco i complimenti secondo me al mister più bravo della Serie A, perché poi io ho giocato contro tutti e quello che mi mette più in difficoltà, al di là del risultato, che poi è un risultato particolare perché la partita poteva essere tranquillamente pareggiata. Hai detto bene te, oggi penso che il migliore in campo, almeno per i nostri, diciamo tutti i ragazzi, un grande gruppo, grande spogliatoio, oggi ci hanno messo veramente tanto, li ringrazio, ci hanno creduto, un complimento a tutti, dal portiere a tutti quanti, addirittura Emiliano Muratore che è venuto, stava in panchina, non è entrato, non stava bene, cioè tutti dal primo all'ultimo, tutti, non ce n'ho uno in particolare. Questa sera però ringraziamento particolare a un ragazzo che io striglio sempre, forse anche troppo, che è il nostro portiere, che è De Eugenio Daniele, che io ribadisco secondo me è il portiere più forte della Lega, in assoluto e in prospettiva soprattutto. Dove l'abbiamo vinta? L'abbiamo vinta secondo me su un fatto di voglia, ma neanche tanto perché anche loro avevano voglia. Ci è capitata l'occasione giusta e Campanella ha segnato, ha fatto un gran gol, un gran guizzo. Però devo dire che la partita, come hai detto te, è stata molto equilibrata. Purtroppo sì, ci conosciamo, ognuno ha fatto le sue mosse. A me mi è andata bene perché abbiamo trovato il varco con Campanella, abbiamo segnato, però la partita è stata maschia, equilibrata, corretta in campo. Non ci sono state problematiche di sorta come abbiamo visto nelle ultime partite. L'arbitraggio questa sera, faccio i complimenti all'arbitro perché poi non li facciamo mai, mentre l'altra volta mi sono lamentato, stasera faccio i complimenti.